Benvenuti ragazzi, l'altra volta ci eravamo lasciati qui e quindi riprenderò da qui. Ok. Ci eravamo lasciati che dopo Vorguta, che in pratica il nostro amico si è fatto prendere per farci scappare a noi. Non abbiamo capito perché, però ora tocca questa nuova missione che non mi ricordo come si chiama. Dovevo fare riferimento a Jason Hudson. Ci siamo. Perché al Pentagono? Hudson. Cioè, di notte con gli occhiali da su. Non so se è tanto normale. Benvenuto al Pentagono. Siamo in ritardo. Ah, questo qua è quello che sta in modalità Zombie 5. La sua reputazione la precede in moto. La sicurezza nazionale è in pericolo. Quest'uomo non ha paura, né coscienza, né debolezza. Si chiama Dragovic. Credo che li siate già incontrati. Sì. Quando lo uccido? Ma tu? È bello riaverla con noi, Mason. Quando lo uccido, già sapeva tutto questo. No, comunque la grafica è spettacolare. Anche se è vecchio sto gioco, però è bella. Il VIP. È qui. Sembrava che tutti ci stessero guardando. Scusate che se ho bloccato, ma era scesa mia madre. Tommy. Allora non ci si poteva fidare di Ah, suona il campanello, li fanno entrare. se stessi. Per questo sei Cioè, se non qui. suonava il campanello, dicevano no, non può entrare. Non finisce mai. Ehi, ciao. Ti abbiamo osservato per tutto il tempo. Ci vediamo È dopo. impossibile. C'ero anch'io al Pentagono. Mi dica che siamo qui. Parola d'ordine di oggi, signore. Eccolo là. Autorizzazione Prospero. Ah, questa missione si chiama il Pentagono. Eroico nemico. Che continuavo a sentire dei numeri. Leader Non Benedetti. riuscivo a togliermeli dalla testa. Autorizzazione aerea. Il leader. Il VIP. Scusate, il VIP. Anche questa qua è la stessa ascensore. Sentivo che qualcosa mi consumava. Cosa, Mason? Il centro nevralgico. Ah, Ho e dovuto qua sbagliare, è se dove sta il dico che la città è teletrasporto saltata più volte. per il pagapunch. Non lo so. Mi sembrava di soggiare. No, la Hollywood Mania. Uscire dalle tenebre. Defcon 3. Terzo passo. Non chiudere fuoco. Ti avvicinavi al tuo obiettivo. Stava funzionando. Non ci si abitua mai. Lascia senza fiato, vero? Non ancora. Sicorax. Questo Sancta Sanctorum è del 43. Lo usiamo raramente. Ah, qua è dove sta il pagapunch. Grazie, signor segretario. Buona fortuna, Mason. Presidente. Agente Mason, Presidente- signor Presidente. Sieda. Perché fa sti scatti qua? Che fa rallentato. I comunisti rappresentano una grossa minaccia. Il nostro stile di vita è in pericolo. Sì, arriva prima la voce e poi si muove. Dragovic. Ma che cazzo è questo? Mi hanno È detto pazzo. che lei è il nostro uomo migliore. In assoluto.
Spero che sia vero. Signor Mason? Al presidente lo hanno fatto telequote. È il presidente di tanto tempo fa. Ordine esecutivo operazione Fairpoint. Andare a monte dopo programma spaziale. Incrociare missioni a lunga gittata. Va fuori il gruppo accensione, formato da scienziati nazisti cacciati dai russi dopo la guerra. Sì, gli serviva il loro sapere, la loro conoscenza. Operazione 40 aveva infiltrato una spia nel gruppo Ascensione. Che cosa? Era lì per sabotare il razzo. Ma qualcosa era dato. Riesco a togliermi questi numeri dalla testa. Ma sto gioco è un po'... non si capisce un po' niente, però lo devi capire. Quindi stai attento per capire. Ok, mo. William non risponde, dobbiamo andare. Ma sembra la stessa missione, sì. Occhi aperti, Mason. Andiamo, muoviamoci. Ok, aspettate che alzo un po'. Faccio al 3 al massimo. No. Sì. Whisky, rispondete. Avanti X-Ray. Il lancio del Soyuz 1 è imminente. Ci muoviamo, passo. Roger. Bella. Il tempo stringe, Mason. Andiamo. Va. Oh. Ah, quello è il missile. No, qualcosa non va. C'è troppa attività. Yankee 1-3, rapporto. Yankee 1-3, rapporto. Sto un po' zitto perché È sparito. è un po' Vediamo. di suspense questa cosa. Sono al conto alla rovescia finale. Ecco il Soyuz 1. Verrà lanciato 10 minuti prima del Soyuz 2. Raggiunge l'edificio con direzioni. Mason, rileviamo attività sulla strada. Controlla. No. No, è Weaver. L'hanno Il scoperto. vostro collega non vuole giustificare la sua presenza in questa struttura. Sì, con il binocolo riesci Cazzo, a Rendete fuori sentire. e non vi sarà fatto del male. è Kravchenko, vice di Dragovic. Non ci saranno altri avvertimenti. Non possiamo far niente, Mason. Weaver è andato, lo so. Come volete. Brutta storia. Aia. Ma nell'occhio. Che dolore. Pensavo che gli tagliava la gola, no? Deve soffrire di più. Weaver è compromesso. La base sarà in massima allerta. State in posizione, noi entriamo. Bene, andiamo. Ok, facciamo fuori... Oh, ma che cazzo? Facciamo fuori un po' di... merdoni. Ma qui non c'è che... Istruzione mira... Ah, non migliora il livello di visione. Elicottero in arrivo, muoverci! Due elicotteri. Un elicottero giù la testa! Ma ce la dobbiamo fare qua, ma... Vai. Ma forza. Seguimi e non fermarti! Sì, ma secondo te quello è ciecato che non ci vede? A
posto. Muoviamoci. Ci servono quelle uniformi. Io sistemo quello a terra. Tu pensa all'altro. Forza. Il coltellaccio. Sì, ma se si muove. Il coltello per romperci il cervelletto. Ma bello sta scena.